Allora, cari amici, scusatemi se vi ho scomodato e vi ho fatti venire qui, ma ritengo che sia importante sentire il vostro parere rispetto all'attuale stato delle cose, che non è ottimale, e anche le vostre proposte per creare degli obiettivi e una strategia di lotta. Partiamo dal principio che va molto bene la raccolta delle firme nei comuni, va molto bene cercare di fissare obiettivi a lungo termine per avere un mondo privo di FAS, e va benissimo, però noi dobbiamo prendere posizione come movimento nei confronti di tutte le persone che in questo momento stanno subendo dei grossi danni dalla contaminazione da FAS, perché la contaminazione continua, l'aumento dello sversamento di queste sostanze che sono indistruttibili cresce di giorno in giorno in tutta la regione e in tutto il mondo anche. E francamente la maggior parte delle persone non sa di essere avvelenata quotidianamente dagli alimenti che ingoia, non sa assolutamente niente, pensa che c'è una campagna che è durata dal 2013 di tranquillizzare le persone, che il problema è risolto, che la mitenia è stata condannata e che quindi c'è anche l'acqua. Per fortuna abbiamo qui ad Arzignano, abbiamo ottenuto finalmente dopo tanto tempo anche la possibilità di bere l'acqua del rubinetto perché è filtrata, ma non si riflette assolutamente sul fatto che questo assolutamente non basta e che soprattutto non è in gloria di chi ci sta governando la regione. Anzi, dobbiamo dire che l'unica preoccupazione politica che ha avuto la regione è quella sempre di minimizzare, mettere a tacere, far sembrare che tutto sia in regola, usare un linguaggio, come diceva ieri sera Alessandro Tassinato presentando il suo libro, un linguaggio tecnico che confonde le idee ai cittadini. Vi faccio soltanto un esempio. Nel 2017 la giunta regionale, proprio Zaia ha fatto due decreti riguardanti all'acqua potabile e stabilì allora che c'era un valore, un limite che era di 390 nanogrammi litro. Tutti quanti voi capite che era un valore limite che non aveva nessuna ragione scientifica ovviamente. Però a cosa serviva questo? Serviva forse a mettere al riparo tutti quelli che bevevano l'acqua del comune? No. Questo serviva soltanto a mettere al riparo i gestori, in quanto, essendoci un limite previsto dalla legge, nessuno avrebbe più potuto accusarli di avvelenare le persone. Questo, allora, oppure passiamo a un altro esempio molto banale. Se chiediamo ad Acque del Campo, no ad Acque del Campo, ad Arica, come vanno gli scarichi nel tubone, Arica ci risponde che è tutto nei limiti, che è tutto perfettamente nei limiti, da anni, sempre. Tuttavia, il Frattagonzone è un fiume morto biologicamente. Vedete come il cittadino scambia un comunicato, c'è l'acqua a 490 gradi e gli dicono non ti preoccupare, bevila perché è nei limiti. Bevila perché è nei limiti. E allora il cittadino si fida, l'80% gli dà anche il voto. Allora, e questo è un modo, un linguaggio, come ci aveva raccontato ieri sera Alessandro, è un modo di confondere e ottenere addirittura un consenso strepitoso, quando in realtà siamo di fronte a qualcosa di assolutamente falso. Come l'ospedale di Montecchio che è stato per la quarta volta inaugurato 3 giorni fa e lì scusa, io sono intervenuto prima di te per la confusione. Riprendo la... Puoi dire quello che vuoi. Anche su Montecchio, chi se ne frega di Montecchio. Voglio presentare, scusate, una gaffa, voglio presentare l'assessore all'Anni. No, sono venuto a salutarvi io, Sì, ma non sì, serviva sì, grande. no, ma dovevo presentarlo perché è una persona che ci ha aiutato moltissimo.
che veramente ha soddisfatto tutte le nostre richieste per quanto riguarda questa iniziativa della festa, ma anche prima, che ci ha aiutato quando abbiamo fatto la lotta per avere l'acqua nelle scuole, i boccioni per i bambini, che non bevessero l'acqua inquinata. Attenzione che però, poi ho detto prima di acqua del campo, che adesso abbiamo i filtri Sì, sì. e la beviamo, ma continuiamo a pagare in più. Esatto. Cioè, perché i filtri che vengono cambiati, quanti Non ce li milioni ha regalati sono? in Zaia, ma 30 milioni, li paghiamo noi. sono 30 milioni da quando è venuto fuori, non ho i numeri, Certo. non ricordo. Bene, vede. Ma li abbiamo pagati con le nostre bollette? Ecco, se vuoi fare Nel senso, vabbè, questo però lo sapete. No, io volevo solo salutarvi e vi dico sempre le stesse cose alla fine, no? Perché Anche noi. Tranquillo, vabbè, la anch'io. presentazione del libro, 30 persone, non sono tantissime, però comunque è un qualcosa, no? Secondo me è sempre un problema di comunicazione, come diceva Tita un attimo fa. La regione ovviamente, io la vedo un po' più morbida, no? Dico, la regione deve garantisce lo status quo, perché le cose continuino, no? Con un po' di inerzia a volte. Però cosa che spinge avanti? Spinge avanti il cambio di visione, o grandi battaglie civili o grandi sentenze. Qua nella sfortuna della Miteni abbiamo la fortuna di una sentenza, che però bisognerebbe capire se il legislatore l'ha capito, cioè bisognerebbe capire dove si arriva poi con questa sentenza, cosa può diventare legge. E lì secondo me il mio spunto, più sul mio, il problema è un po' di comunicazione, perché oggi voi fate un convegno, quindi siete in pochi, addetti tra virgolette ai lavori, e va benissimo. Il mio problema è quando facciamo un evento più grande che abbiamo poca partecipazione, cioè il mio problema grande è lì, no? Cioè viene visto anche l'Ecofesta quasi come fosse una cosa tra virgolette da addetti ai lavori, no? Quando invece facciamo di tutto perché sia una festa di tutti. A me mi interessa poco che tutti quelli che vengono all'Ecofesta capiscano tutto dei FAS, di qualunque argomento vogliamo mettere, no? Dell'acqua, degli emergenti, eccetera, eccetera. Però dare l'idea che quello di cui oggi voi parlate è un patrimonio di tutti, non divisivo ma che unisce, secondo me dovrebbe essere il lavoro di un'amministrazione. A me, io sono iscritto a Fratelli d'Italia, però voto radicale, votavo, ma non c'è più. Io potrei votare radicale, Tita può votare quello che vuole, però quando parliamo di cose che ci fanno male, dovrebbe esserci, è come quando arrivano gli alieni sulla Terra in un film. No, non vediamo tutto il mondo che di solito si mette d'accordo per combatterli, dovrebbe essere la stessa roba. Il fatto però che le idee che vengono fuori, quando Tita viene da me o Donata viene a dirmi Giovanni, perché non proponiamo l'abolizione dei FAS, dei processi produttivi, perché non proviamo a fare il mercato, che dopo abbiamo visto che siamo stati boicottati da tutte le parti, perché no? Io ieri ero a Milano, nessuno a Milano gliene frega un cazzo di FAS. Io non so se l'insalata che mangio andando via da Milano ieri sera, sono partito tardi, non le vedo mai, ho visto dopo Dalmine mozzarella, adesso non mi ricordo, mozzarella di Dalmine, sono era di Dalmine ma era di un altro paese vicino. Mamma, sai presente cosa c'è sotto a Dalmine? Ma tu hai mai visto la mozzarella di Dalmine? No. Nel senso, non era di Dalmine, era di un altro paese vicino, no? Però nel senso, secondo me se vi posso fare un invito a mettere rifiuti nell'agenda della quando gomma, vi dai. incontrate e parlate il come uscire. Qual è il modo migliore per uscire, per essere meno divisibili possibile e per coinvolgere le persone, per non far pensare che il problema ambientale sia un problema di solo chi interessa qualcosa, ma un problema di salute generale. Se arriviamo a far questo, dove Lenny Bruce sarebbe più bravo di me a parlare di ste robe, però non so se vabbè, che dovrebbe essermi spiegato, basta, non dire che mi dilunghi che tanto. Certo. E posso fare una domanda a Tita? Sì, certo, non mi serve. No, vabbè. Si è data una spiegazione? Sì, io ce l'ho una spiegazione. E può essere condivisa o è un segreto? No, si può condividere. Io penso, ma non serve il microfono, va. Io penso, io sono amministratore delegato di un'agenzia che si occupa, di un'azienda che si occupa di sviluppare software per appendere.
Quindi io lavoro con i grandi merchant che vendono online in Italia. Facevo prima l'esempio con la gente. E ieri ascoltavo in convegno anche il fondatore di Lisa di Roma, no? Parlo con il mondo della moda, parlo con il mondo del design, e quello che manca è c'è tanta passione, tanto tempo perso, tanto tempo investito, perso, dipende nel senso di vita investita, ma fuori non fa PIL, cioè sembra un po' sfiga, no, come argomento. Cioè, ma dopo è ovvio che può diventare divisivo, cioè, vediamo anche la bambina Greta, quando ha cominciato a parlare di problemi ambientali, metà dicevano brava, metà dicevano no, ma quando stiamo parlando della metà con problemi in casa come i FAS, quando abbiamo fatto il record di persone avevamo 30, 40, 50 persone, cioè che bello, abbiamo 50 persone, sì, ma gli altri 25, adesso sono 25.000, gli altri 10.000 non rappresentate per famiglia dove sono? Allora è ovvio che fare l'Ecofesta, io insisto sempre e faccio dire al sindaco quando fa i video, robe simili, parlare di bambini, di futuro, mi piace che ci siano i giochi per i bambini, mi piace che ci sia la cosa per le scuole, eccetera, perché fa vedere che è una roba di divertimento, di stare insieme, no? Mi spiace che comunque non arriva gente, perché ha funzionato anche l'anno scorso, no? Ma non abbiamo... Dovrebbero, come passano per il mercoledì by night in 2-3 mila persone in 2 ore, perché non passano anche lì? Cioè, è capito? E non è una questione di tema, e secondo me è una questione di appeal del tema, perché diventando argomento soprattutto di gente appassionata, cioè voi oggi ne discutete qua come Pitta negli anni 70 discuteva in sede del partito di qualche tema grande, no? Macro, e istanze polverose piene di fumo. E un po', secondo me, ma ve lo dico da fuori, sembra una roba cioè, loro pensano di capire loro, no? Cioè, invece bisognerebbe, ormai è difficile, guardate che è tutta cioè dico Solio, basterebbe Solio, non è Solio, è tutto lì, è la differenza tra il 70% di Zaia e i 30 persone che abbiamo nella presentazione del libro, e quel Solio. Cioè, non è banale, secondo me. Cioè, però il mio invito è: mettetelo, secondo me, come pensiero. Grazie Giovanni anche per l'entusiasmo con cui hai presentato la partecipazione di questo comune alla nostra festa, questo appello anche a crescere. Dobbiamo aggiungere anche che effettivamente è vero che quando si muovono tante persone, come è stato capace di fare una persona qui presente che è Alberto Peruffo, che ha portato più di 5.000 persone davanti alla Miteni per 3 volte, allora finalmente si sveglia la magistratura, si svegliano gli altri e cominciano a collaborare i carabinieri del NOE. Perché? Perché c'è stata questa capacità di coinvolgere 5.000 persone, dalle 3 alle 5.000 persone, in un tema che improvvisamente è diventato virale. Diciamo che in quegli anni, quando è partito dopo la presentazione che è stata fatta a Montecchio in teatro, da quel momento c'è stata una capacità di aggregazione che ha avuto l'intelligenza di Alberto Peruffo, di sapere cogliere e sapere stimolare attraverso tutta una serie di iniziative, perché abbiamo fatto venire anche l'avvocato sì, dall'America, abbiamo fatto anche riempito il teatro di Lonigo, insomma c'è stato un grande movimento che in questo momento diciamo è un po' sottotono, anche se ci sono delle spunte. Abbiamo saputo da poco che si è svegliato anche Bassano del Grappa, dove si sono cominciati ad accorgere che le cose non vanno tanto bene. Quindi è vero, ci vuole la capacità di coinvolgere, hai detto perfettamente bene, ma bisogna anche smontare le bugie, come quella per esempio, che sono tutte bugie. Per la 4ª volta è venuto a inaugurare l'ospedale di Montecchio Maggiore Zaia,
vi abbiamo regalato un ospedale, in realtà c'ha 220 posti, ma abbiamo i documenti che già nel 2009 l'ospedale di Artignano ne aveva 600 di posti, quindi è venuto a dirci che è diminuito di 2/3 il numero di posti letti, non è venuto a dire sapete vi abbiamo tagliato 400 posti letto, ha detto sapete vi abbiamo creato un nuovo ospedale. Questo è il linguaggio, come diceva giustamente Alessandro. Questo è il linguaggio che viene usato per captare il consenso fregando i cittadini, dicendo bugie, anziché dire abbiamo diminuito di 2/3 il numero di posti letto riguardanti Arzignano e Montecchio, vi abbiamo regalato un nuovo ospedale. E siamo di fronte sempre a questa tecnica. Io adesso devo ritornare nel tema di oggi. Io vi saluto, devo fare la colazione, sono arrivato. È breve. Allora, noi abbiamo questa urgenza. Grazie. E a parte il linguaggio che va studiato bene e va combattuto, abbiamo il dovere etico di prenderci carico di tutte quelle persone che in questo momento stanno soffrendo per l'inquinamento da FAS. Non possiamo, presi come siamo dal sol dell'avvenire, ci dimentichiamo quello che avviene in questo momento. Per esempio, cosa succede alle donne che aspettano un bambino? Per esempio, quanti sono gli aborti? Quanti sono i bambini che nascono sani e pagheranno questa cosa in tutta la loro vita? Per esempio, gli operai che ogni giorno lavorano nelle fabbriche e non hanno nessuna protezione contro i FAS, e sono moltissime. Oppure nelle aziende come i depuratori, eccetera. Quindi tutto il mio intervento, che spero che sarà brevissimo, è tutto portato a farvi vedere quali sono in questo momento i dati e quali sono le nostre richieste che verranno alla fine, che non possono che essere radicali. Cioè noi non possiamo dire vogliamo che sversate un po' meno FAS nell'ambiente, dobbiamo dire i FAS nell'ambiente non si devono sversare più. Poi sarà la trattativa che faremo, se la accetteranno, insomma sarà la guerra con la regione per stabilire tempi e modi. Magari dici il primo anno facciamo metà, il secondo anno facciamo un quarto, però l'obiettivo è chiudere. Cioè capire che gli obiettivi che si dà il movimento non possono essere radicali, perché altrimenti è così quando vanno a commerciare anche quelli che vendono le vacche. Partono da un prezzo altissimo per vendere la loro vacca, poi si metteranno d'accordo, però il nostro non è una trattativa al ribasso, il nostro è un obiettivo da raggiungere, cioè raggiungere la fine dell'inquinamento dei fiumi e del terreno, perché se non facciamo questo, tutte le altre cose sono chiacchiere. Se diciamo abbiamo messo i filtri all'Artignano, bravi, dove vanno a finire? Lo dico, vanno a finire a Gissi questi filtri per essere puliti. Ma a Gissi cosa succede poi quando hanno pulito questi filtri? È un serpente che si morde la coda. Quindi l'obiettivo di questo mio intervento è questo. Vi faccio vedere qui del modo in cui la Regione ha sempre affrontato la questione dei FAS. L'ha affrontata semplicemente in maniera politica, per cercare di non perdere il contatto con i propri elettori, diminuendo i rischi, dicendo ogni giorno che c'era una nuova scoperta, una nuova cosa che stava andando bene, una ricerca che risultava bene, ma noi dal 17 non abbiamo ancora il risultato della ricerca sugli alimenti, che è preziosa dal 17, con la scusa prima del Covid e di altro, ma ancora non li hanno tirati fuori. Allora, parliamo brevemente. Questo è l'ESHA, l'ente europeo per la chimica. E guardate quante sono le aziende che smaltiscono a livello europeo 1000 tonnellate l'anno, e nel Veneto, parlando della sola industria della pelle, perché guardate che non c'è soltanto la pelle, consuma, questa è quella che noi compriamo, 160 tonnellate di sostanze che rilasciano FOA. 160 tonnellate, pesatele, perché queste vanno a finire per il 90% poi nel territorio. Non è che sono 2 litri, la sola industria della pelle, 160 tonnellate, e poi si devono aggiungere 30 tonnellate di FOA e di sale di FOA puri, che questi vengono usati in più. 30 tonnellate, stiamo parlando di una sostanza che si misura in nanogrammi. Allora qua dire, possiamo chiedere che dimettino, che mettono un 0, in meno quando scaricano,
veramente è una cosa che non funziona. Sono 500 le industrie dell'Alto Vicentino, secondo un censimento fatto da Serio nel 18, che hanno nel ciclo produttivo utilizzano quantità variabile di fase. 500, non 50, non 5. Un consumo che la ricerca indica in costante crescita. Basta che andate in un motel e vi danno il bicchierino di carta che è impermeabile. Ma come pensate che sia fatto questo bicchierino se non con i FAS? La carta non assorbe l'acqua e tranquillamente funziona come la porcellana. Quanti se ne buttano ogni giorno? Sono 10 produttori di derivati perfluoroalchilici e 7 distributori coinvolti nella ricerca, questo nel Veneto, che traccia un quadro inevitabilmente per difetto. E naturalmente non si tratta solo di camicie, ma si parla di scarpe, di vestiti, di guanti, altri accessori, eccetera. Quindi siamo nel pieno di un territorio investito da una valanga di queste sostanze, una valanga, tonnellate. Quindi mettiamo da parte tutte le nostre preoccupazioni della trattativa. La discarica numero 9 di Arzignano, che è l'unica rimasta aperta, ce ne occupavamo qualche anno fa con Francesco per cercare di farla chiudere subito, ma non ci siamo riusciti. Bene, il volume anno di percolato di questa sola discarica è di 15.382 metri cubi. Sono i percolati. I percolati sono quei liquidi che vengono costantemente caricati in un pozzetto che si fa in fondo alla discarica, perché altrimenti andrebbero nell'ambiente. Dunque, solo questa ne produce circa 15,4 milioni di litri all'anno. 15,4 milioni di litri. Quando diciamo per litro facciamo 0, no, mi prendono in giro, per litro facciamo 5 o 0,5 o 0. Ci sono già da questa discarica 15 milioni di litri che vanno a finire, anche questi qua, dove? Nella vasca del depuratore. Vanno a finire nella vasca scaricano lì, e il depuratore non depura i FAS, li aggiunge ai fanghi e ai flussi che vengono poi scaricati nel fiume Arica entro i limiti, e quindi nella fratta Gorzone, e vanno a finire nei fanghi che vorrebbero i nostri governanti regionali con tanto amore regalare ai veneziani, per bruciarli naturalmente. Ma non ci sono riusciti. Dunque, finora abbiamo dati sui percolati che riguardano non abbiamo quelli delle altre autodiscariche, non le ho trovate, però sappiamo da un rapporto dell'ARCOM che nel Veneto ci sono 170 milioni di litro, ovvero 170.000 tonnellate di percolati che vanno a finire naturalmente dove vanno a finire, ve l'ho detto, vanno a finire nell'ambiente. E i percolati, come sapete, sono molto ricchi di FAS. Quindi ha senso tutto questo? Cioè, nel momento in cui stiamo combattendo e chiediamo ai comuni che si fa per una legge, ha senso tollerare che si continuino a buttare i percolati nei fiumi? No, io penso che qualunque persona che non sia del tutto menomata di mente dirà: ma che le raccoglie da fare se poi buttategli direttamente l'autobotte, va là, scarica direttamente sul frattagonzone e evita un passaggio, almeno forse salva anche i fanghi. No, non è così che deve andare. I limiti, anche qui i limiti sono piuttosto sfuggenti, non sono perfettamente sicuri, ma sembrerebbe che per gli scarichi dovremmo avere nel Veneto, secondo l'ultimo decreto regionale del 2023 o 2024, 30 nanogrammi di FOS e 500 nanogrammi di tutti gli altri, quindi veramente sarebbe lo dicono anche i microgrammi, perché quando parlano di microgrammi non è che lo fanno tanto lo fanno per così è sempre più piccoli, no? Tu dici 0,5 microgrammi, cosa vuoi che sia? Ma ricordatevi i milioni di litri che vengono scaricati, e quindi 500 nanogrammi per litro moltiplicato milioni e molto altro per anni. Poi abbiamo, ecco il crollo della Cilsa. Dunque, FOS,
Sì, per quanto riguarda l'arica, invece abbiamo un altro criterio. E comunque è un totale di 2,68 microgrammi. Ho fatto il conto, sono 90 milioni di litri al giorno che scarica l'arica e li scarica sul Fantacalzone. E sono 240 grammi di FAS, che se tu vai a comprare la carne 240 grammi non è niente, ma se tu parli di FAS 240 grammi avveleniamo tutti gli Stati Uniti. Comunque, andiamo avanti. Il fiume Fantacalzone, dal 2005 ci sono ben 2 piani decennali di bonifica, e con queste acque naturalmente vengono annaffiati tutti gli ortaggi, le frutte, gli alberi, eccetera, eccetera. E adesso stiamo anche aggiungendo a questo meraviglioso fiume che, come dicevamo prima, è stato dichiarato morto biologicamente, ma buono per irrigare i campi. E abbiamo anche aggiunto i pesticidi, un'altra piaga che si sta aggiungendo, e parlerà di questo qua il nostro caro amico Salvador Gianluigi, che è venuto apposta per parlare di questo. Allora, abbiamo messo questi filtri, questi sono i filtri messi a Canove di Arzignano. Questi qui hanno permesso alla popolazione della nostra città di poter bere acqua, diciamo, con un livello bassissimo, quasi zero di FAS. Un'opera giusta, perché in questo momento è importante, è urgente che la gente, i bambini, le persone, le gravide non bevano acqua inquinata. Però sono andato a cercare dove vanno a finire però questi filtri quando devono essere lavati, puliti, eccetera. Vanno a finire a Gissi. Gissi è una città dell'Abruzzo che ha avuto delle storie di inquinamento spaventose di cui adesso non vi parlo, ma sembra un bel borgo. Quando lo presentano dice sono di moda i borghi, guarda che carino. Dice sì, è carino, ma noi gli stiamo buttando sta roba che poi viene bruciata, portata a temperatura per modo da fare evaporare, eccetera, eccetera, e poi scaricata ovviamente nei fiumi che hanno lì nell'Abruzzo. Quindi noi dal Veneto mandiamo un inquinante in Abruzzo per poter dare l'acqua pulita ad Arzignano. Questo cosa significa che è sbagliato? Non è sbagliato cercare di fare un sistema temporaneo per salvare le vite, però ricordiamoci che queste cose sono come il serpente che si mangia la coda, non sono risolutive di niente, non vanno presentate come la soluzione del sistema, ma vanno presentate come un accorgimento che però apre altri problemi. Perché stiamo parlando di FAS, non stiamo parlando di altre cose. Quando si parla di limiti, ricordiamoci che i limiti, quando si parla di FAS, sono una aberrazione, perché i FAS si accumulano e non si distruggono, e quindi anche un 0,001 rimane per sempre nell'ambiente e nei nostri corpi. Non abbiamo alcun documento regionale per quanto riguarda le decine di migliaia di pozzi che ci sono nella zona, nei 2 bacini della zona rossa, Vicenza, abbiamo il bacino e poi questo qui di Brendola, eccetera. Sono 10.000 circa. La signora Russo, che è la responsabile del Dipartimento di Prevenzione regionale, ha fatto una dichiarazione non richiesta pochi giorni fa in cui diceva che tutti i pozzi sono stati censiti, controllati, chiusi quelli che non andavano bene, e che praticamente è tutto a posto per quanto riguarda l'acqua presa dai pozzi. Allora noi abbiamo mandato una PEC a un po' di persone, poi vedete chi sono, per chiedere l'area dei bacini idrografici, dunque richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi della legge, eccetera, eccetera. Premesso che l'area dei bacini idrografici Agno-Marchiglione è stata interessata da contaminazione da sostanze perfluorchiliche riconducibili all'attività industriale della miete di SPA, come attestato da atti regionali nel rapporto ARPA e degli studi IS, nel 2013 la Regione Veneto ha dichiarato di avere mappato, dal 2013 la Regione ha dichiarato di avere mappato, controllato i pozzi privati dell'area interessata, disponendone la chiusura o divieto d'uso in caso di superamento dei valori di performance. Non risulta pubblicato un dato aggregato suddiviso per bacino idrografico relativo al numero di pozzi censiti, monitorati, risultati, contaminati e chiusi. Si chiede di conoscere e ottenere copia, eccetera, eccetera,
dell'elenco dei pozzi, codice identificativo, ubicazione, tipologia, data di mappatura, risultati del monitoraggio, data del prelievo, laboratorio e metodo analitico, valori rivelati per singoli FAS, valori totale FAS, valori di performance o limite normativo vigente al momento, provvedimenti di chiusura e divieto d'uso, eccetera. Cioè abbiamo fattato questa PEC per sapere, visto che non esiste dati aggregati regionali che ci dicono sono tanti, almeno dici questi visto che tu hai fatto questa dichiarazione. Ecco qua che mi ha dato all'ARPAB, alla Regione Veneto, alla ULSS numero 6, 8 e 9. È stata spedita fino ad oggi, dal 15 agosto abbiamo ricevuto una risposta dal comune di Montecchio, il quale ci ha detto che nel corso di questi anni ha chiuso un pozzo, uno. Gli altri andavano tutti bene evidentemente, ma non ha detto quali sono, non ha detto perché, eccetera, eccetera. Quindi vedete che questo è il modo come vengono informati i cittadini. Quindi questo ci viene a dire pubblicamente che ha censito tutti i pozzi, ma al momento di dirci quali sono e come li ha censiti, scena muta. Tanto la bella figura l'ha fatta perché il giornale di Vicenza ha detto tutti i pozzi sono stati censiti, viva, meno male, mangiamo una roba buona, mangiamo e mastichiamo FAS dalla mattina alla sera. In regione non esistono dati aggregati relativi alle industrie insalubri presenti nel territorio. Non si sa, ogni comune ha i suoi elenchi, ma se vai in regione e dici ma quanti sono, dove sono, cosa fanno, non lo sanno nemmeno loro. Va bene? Si va a tentoni con dati locali reperibili su ARPAB, comuni, eccetera. Non esiste un piano regionale per la bonifica dei territori inquinati, nessun piano per aiutare gli agricoltori che hanno avuto i campi e la vita rovinata, non esiste una ricerca per la realizzazione di filiere alimentari indenne, impianti di colture idroponiche e permacultura. Le colture idroponiche sarebbero un grande risultato in questo momento se ci fosse un investimento notevole anche col PNRR, perché ci potrebbero garantire tonnellate di ortaggi, frutta, eccetera, assolutamente privi non solo di FAS ma di qualunque pesticida, perché la coltura idroponica si fa sull'acqua, se ne consuma pochissima e si ricicla continuamente. Ma questa parola credo che non sia nel vocabolario della Regione Veneto. Scarseggiano i dati epidemiologici sugli aborti spontanei, li ho cercati un po' dappertutto, però ho trovato un dato del 2003, il rapporto standardizzato di abortività spontanea. In Veneto era 129,6 per 1000 nati rispetto alla media nazionale di 113,1. Quindi già a quell'epoca, nel 2002, c'era uno scarto enorme tra gli aborti che avvenivano nella regione Veneto e quelli che avvenivano in Italia, aborti spontanei stiamo dicendo. Per il resto non abbiamo indagini epidemiologiche che ci possono spiegare come è andato questo flusso di aborti, se nella zona rossa per caso sono diminuiti oppure no, non sappiamo niente, perché non si sa niente in questa regione. È noto comunque che si sa perfettamente che il FOA è un agente che prova costantemente aborti nelle donne, moltissimi, e rovina, e oltre a uccidere il feto, quelli che sopravvivono hanno grossissimi problemi per tutta la vita. Una campagna di prevenzione anti-FAS a tutto campo in difesa dei cittadini. Allora, cosa fare? Perché di fronte a questa situazione così muro di gomma, dove soltanto delle menzogne nascondono la quantità, l'enormità, il disastro che c'è in questa regione, perché c'è un disastro e non c'è nemmeno una capacità contabile per stabilire, aggregare i dati, eccetera, non c'è nulla, allora noi dobbiamo però responsabilizzarci nei confronti dei cittadini di cui siamo una sparuta avanguardia, ma per fortuna abbiamo gli occhi aperti. Allora, cominciamo da un piano regionale di lotta alla contaminazione da FAS, prevenzione sanitaria, tutela della gravidanza. Ve li cito così: centralità dei consultori familiari. Se vai in un consultore familiare, mandiamo due giovani a dire vorremmo sapere com'è la nostra situazione, vorremmo fare un bambino, eccetera, com'è? Non sanno niente, restano a bocca aperta come tanti mammalucchi perché non sono stati formati, il personale dei consultori non è stato formato. Dal 2013, diciamo, non è che ci siamo presi indietro, perché presi indietro è una frase veneta famosa, pronunziata da tua moglie. No, pronunziata da un grande cruciario sul giornale di Vicenza, conosciamo la verità. Non è che ci siamo, che c'era praticamente non abbiamo fatto niente. Perché? Perché se vai dal consultore e ti cominciano a dire ti devi fare l'esame del sangue,
La regione ha detto no, non ti devi fare l'esame del sangue, è vietato. E quindi già comincia la prima contraddizione. Centralità dei consultori, formazione professionale, gravidanza protetta. Bisogna inserire nelle analisi che si fanno alle gravide anche il controllo dei FAS, perché si può intervenire rapidamente per cominciare a evitare i danni che potrebbero insorgere durante il corso della gravidanza. Controllo e monitoraggio delle bambine e dei bambini alla nascita, controllo del sangue e monitoraggio di soggetti a rischio e ricerche epidemiologiche. Questo è un primo punto di prevenzione. La porteremo a Mestre il 27 come proposta da contrattare con la regione e vediamo cosa ci rispondono. Prevenzione alimentare, creare un gruppo di lavoro regionale formato da esperti e creazione di un piano di sostegno e intervento in agricoltura. Abbiamo bisogno di una task force a livello regionale fatta proprio da agronomi, da chimici, da medici, eccetera, che prenda a cuore il problema del fatto che è saltata per aria completamente ogni forma di prevenzione sul territorio. Controllo e monitoraggio dei territori e certificazione, terreni, pozze, acqua e irrigazione. Controllo e naturalmente la raccolta dei dati in maniera aggregata. Controllo dei concimi e delle sementi. Divieto dell'uso di pesticidi contenenti FAS e avviamento alla trasformazione in senso biologico della produzione. Creazione di filiere zero FAS certificate. Questo sarebbe molto importante perché una donna che aspetta un bambino deve avere la possibilità di fare una dieta che non lo avveleni, oppure deve continuare ad andare avanti alla cieca. Obbligo di certificazione FAS free per i cibi biologici. Aiuti tecnici e finanziari in favore dell'agricoltura zero FAS. Colture alternative, permacultura, coltura idroponica, eccetera. Iniziative premiate per progetti e colture in funzione della difesa del dissesto geologico. Guardate che stanno crollando nella provincia di Treviso e altre completamente le colline perché hanno piantato talmente tante vite che adesso la terra è smossa, non ci sono più gli alberi, i boschi e sta scendendo tutto a valle. Dobbiamo premiare chi invece mantiene le siepi, mantiene gli alberi, impedisce questa cosa qui, con il risultato di avere poi dei vini. Qua abbiamo per fortuna il nostro amico che lavora con PAN, un giornalista bravissimo, che ci dice che soltanto nel Prosecco abbiamo 75.000 nanogrammi di PFOA al litro, alla salute di quello che se lo beve. L'abbiamo fatto sapere alla regione. Non hanno risposto, non dicono niente. Se tu gli dici a Zaia, ma lo sai, io no, non gli dice nemmeno non so niente, si volta dall'altra parte e basta. Ecco, interventi e poi ricerca scientifica e interventi di bonifica locale. Metro quadrato per metro quadrato. Bisogna cominciare a bonificare i campi. Dove è possibile si bonificano, dove è possibile si fanno nuove cisterne, dove è possibile si mettono i filtri e dove non è possibile si fanno le colture idroponiche finanziate dalla regione. Questo significa prendersi cura di un'agricoltura alternativa a quella che è stata sconvolta dalla miseria. Non basta. E poi, soprattutto, un'agricoltura che non è stata difesa dal suo maggiore organizzazione sindacale, cioè dalla Coldiretti, che non si è presentata come soggetto offeso al tribunale e quindi i contadini non avranno nessun risarcimento grazie alla Coldiretti. Bisogna dirle questo. Quando Vincenzo Gordiano, qui presente, si presentò al presidente della Coldiretti per dirgli guarda che c'è questo problema parecchi anni fa, fu minacciato, dice guarda a te, se dici queste cose ti denunciamo perché stai rovinando l'agricoltura. Così dice. Bene, quindi la logica del silenzio, la logica del tacere. La permacultura non ve la spiego adesso perché perdiamo tempo. Poi, mentre si attende individuali e ridurre il danno. Migliaia di tonnellate continuano a inquinare il pianeta, la nostra regione, di fronte all'immobilismo della politica, è necessario agire attraverso azioni di prevenzione. Allora, vietare la costruzione di industrie insalubri riguardanti i FAS, su tutto l'ambito del territorio fragile, alta pianura veneta, zona di ricarica delle falde acquifere e area delle risorse. Queste devono essere preservate come non sta avvenendo. Guardiamo il caso di Montecchio Pregalcino, non sta ancora avvenendo e non avviene. Predisporre il progressivo trasferimento delle industrie insalubri in aree compatibili con la sicurezza del territorio e delle popolazioni, sotto il profilo idrogeologico, logistico e abitativo. Divieto assoluto di scarico in fognatura o nell'ambiente di rifiuti contenenti FAS derivati. Molti hanno scambiato questa richiesta di divieto assoluto come
un obiettivo irraggiungibile perché nessuno lo farebbe subito. Ma c'è differenza tra chiedere un obiettivo e quindi la fine dell'inquinamento e stabilire magari una trattativa con la controparte in cui questo raggiungimento si può fare in diverse tappe. Ma noi dobbiamo chiedere l'obiettivo, non possiamo dire vogliamo diminuire il livello della compatibilità, il livello di FAS presenti. No, noi dobbiamo dire non ci devono essere, perché questo è logico, questo è scientifico, non è una cosa astuta. Vi ho fatto vedere quante tonnellate ne arrivano. E beh, da questo, non dire questo possiamo andarcene anche a casa, perché se siamo ambientalisti e crediamo nella lotta contro il FAS, la dobbiamo fare veramente la lotta contro il FAS, non all'acqua di rosa. Distribuire il progressivo trasferimento degli industrie insalubri in aree compatibili con la sicurezza del territorio, divieto assoluto di scarico in conteggio, abbiamo detto, raccolta differenziata degli stessi. Allora, vi devo dire che gli industriali del distretto della Concia, circa 4 anni fa, avevano fatto un progetto veramente interessante, cioè riguardo al depuratore di Arzignano, che non è altro che una vasca che così com'è butta tutto fuori, va bene, perché si butta tutto in un solo tubo butta tutto quanto dentro e tutto quello che si butta dentro va fuori. Allora, aveva fatto un progetto con 5 tubi di scarica diversi a seconda dei cicli di lavorazione, che prevedevano il cromo, prevedevano il recupero dell'acqua, un progetto fatto benissimo, è stato fatto vedere a tutte le associazioni, l'hanno visto tutte, sì, ho finito. Ecco, questo progetto prevedeva il recupero degli scarichi dalla zona di rifinizione, che è quella dove si spruzzano le pelli per farle diventare impermeabili, eccetera, il recupero di questi scarichi da trattare a parte in un centro abilitato al trattamento, messo in una zona sicura e scaricato, dopo essere stato inertizzato, in discariche sicure da questo punto di vista, che sono come le discariche per i rifiuti nucleari. Questo aveva proposto, sono stati gli industriali della Concia, col PNRR è stato cassato, non se ne sa più niente, Zaia non se ne è mai interessato, possibilmente lo ha anche affossato. Quindi questo bel progetto che avrebbe permesso di fare per la prima volta un recupero proprio all'origine, cioè a piedi fabbrica, degli scarichi con i FAS è sparito nel nulla. E non l'avevamo fatto noi, l'avevano fatto loro, e se l'avevano fatto loro lo ritenevano possibile, e se l'avevano fatto loro ritenevano anche possibile pagare il costo di questa operazione, perché è chiaro che non doveva pagare il pubblico. Il bando del FAS, un fumo, ecco qua, un fumo, questo è un articolo che ha fatto Vincenzo pochi giorni fa, quando ha saputo della notizia ferale della scomparsa di tante qualità, tante categorie di prodotti che dovevano essere controllati nel bando dei FAS da parte dell'ECE e della Commissione Europea. Soltanto un passaggio, un urgente bisogno di una messa al bando dei FAS. Dobbiamo affrontare la crisi dei FAS ora, lo dicono anche loro, ora. È una delle più grandi sfide ambientali del nostro tempo. Non c'è tempo da perdere. Il dossier aggiornato chiarisce abbondantemente che esiste un urgente bisogno di ridurre al minimo la produzione e l'uso di FAS, che rappresentano una minaccia ai danni irreversibili per le generazioni future. Il trattamento dei vertici EU riduce al minimo la fiducia nelle istituzioni. Non possiamo più fidarci di queste istituzioni, di cui io francamente non mi sono mai fidato, soprattutto della Commissione Europea, che ci sta regalando anche delle guerre e tante altre cose, e non dice niente dei massacri che vengono a Gaza. Possiamo contare sulle nostre forze. L'abbiamo fatto quando abbiamo lottato contro la Miteni. E questo è un esempio importante, perché una multinazionale dove c'era Mitsubishi ed Eni, che sono le più potenti della chimica attualmente a livello mondiale, sono stati chiusi a un pugno di cittadini che non erano niente, erano semplici persone. È una persona che c'è stato qualcuno che ha saputo aggregare e portare davanti e creare una notizia fondamentale, la folla davanti alla fabbrica. Questa era la notizia che è girata su tutti i giornali del mondo.
E allora se siamo in ritardo perché non siamo capaci di mobilitare bene la gente, la popolazione. Dobbiamo farlo, ma per farlo dobbiamo avere una strategia. Questa è una proposta, vedremo quello che passerà e quello che voi eventualmente recepirete, e poi vediamo come metterla in piedi, perché se non ci si muove su obiettivi precisi, se non si aprono delle vertenze, se non si combatte perché gli obiettivi di queste vertenze vengano raggiunti, noi possiamo continuare a firmare tutti i documenti che vogliamo, la situazione non resterà quella che è, peggiorerà gravemente. Grazie.